Lo sguardo perso ed atterrito mentre nel trasportino vengono portati alla clinica veterinaria dove stanno cercando di salvargli la vita. 3 gatti sono morti, altre 3 mancano all'appello. La colonia felina di via Roma, Paderno di Ponzano è stata decimata da qualcuno che ha avvelenato i mici utilizzando dell'antigelo. È gravissimo perché innanzitutto far del male agli animali, in questo caso ucciderli, è un reato penale e mi auguro che le indagini che stanno svolgendo la polizia locale e i carabinieri in cui è stata fatta denuncia porti alla conclusione di questo atto che è incivile e barbaro. La colonia felina era presente da diversi anni e curata dai residenti. Abbiamo circa una quindicina di colonie, sono tutte censite, tutte seguite dall'ufficio ambiente, dalla polizia locale e chiaramente dal sistema veterinario della nostra ASL. Tutte le colonie, compreso questa, si è intervenuti, e in questo caso sono stati i privati, i vicini di casa, a sterilizzare tutte le femmine, quindi la colonia non solo era censita ma era anche controllata. Tra l'altro curavano l'alimentazione e l'igiene. Chi possa aver avvelenato i gatti ancora non si sa. Il sospetto è che si tratti di qualche persona che era probabilmente infastidita dalla colonia. Eliminazione di una colonia che da 11 gatti è scesa improvvisamente a 3, con 2 gatti che sono presso una clinica veterinaria e che lottano per la vita, quando questi riempivano di gioia e di amore i vicini di casa, le famiglie e i bambini che li stanno piangendo.